È la seconda giornata del girone B di Serie D, siamo allo stadio comunale di Palazzolo sull'Oglio per Pro Palazzolo. Chievo sconfitta all'esordio per la Pro, che in casa vorrà subito mettere il piede sull'acceleratore e fare punti. Attacca la Pro Palazzolo, occasione che si sviluppa sulla destra. Può puntare il terzino di parte, lo scarico all'indietro per Alessandro. Scambia con Ciccone, Ciccone in bucata morbida per Ceravolo che la mette giù, Ceravolo ci prova, esterno della rete per il bomber della Pro. Parte il cross sul secondo palo, uscita semplice da parte di Tosi, verticalizzazione in profondità. Tremolada, l'esterno ancora per Ceravolo che ci prova, stavolta il bomber la manda alta di parecchio. Azione che si sviluppa sulla sinistra, prova a distendersi la Pro Palazzolo, parte il cross, la palla rimane in area, attenzione Pinardi, la manda alta col mancino, palla gol nitida per i padroni di casa. Altro cross sul secondo palo, Ciama la mette male, pallone che arriva al limite, Alessandro calcia, Murato, la palla rimane lì, altro tiro, altro flipper, pallone che si spegne tra le mani di Tosi. Altra azione, bella l'imbucata per Romero, c'è del cerchio dall'altra parte, parte il cross e col mancino la manda alta del cerchio, incredibile palla gol per il Chievo a mezz'ora. Parte il tiro di Ciccone, diventa un assist, attenzione se Alessandro prova a calciare col sinistro, pallone che si spegne tra le mani di Doldi. E si riparte con il secondo tempo. Pallone in verticale, la palla è buona, posizione regolare, parte il cross che va sul secondo palo, non si capisce con Alessandro Ceravolo, hanno fatto il movimento opposto i due compagni. Altro cross dalla bandierina, colpo di tacco, la palla sfiora il palo e finisce di poco sul fondo, palla gol per il Chievo, mani nei capelli per il numero 9 Romero. Altra combinazione perfetta, Marchesini prova ad andarsene col sombrero, Marchesini inseguito dal difensore, pallone facile per Doldi. Pallone sbagliato, occhio alla Pro Palazzolo che attacca in bucata dentro per Alessandro, Alessandro anticipato dall'uscita di Tosi, se l'è allungata troppo il numero 10 della Pro Palazzolo. Corner, colpo di testa, il miracolo da parte di Doldi con la punta delle dita, mette il pallone in calcio d'angolo, che parata intanto dall'altra parte, prova ad attaccare Nannelli, 1 contro 1, entra sul mancino, prova a calciare, pallone fuori. Corner battuto corto, uno schema, occhio al cross morbido sul secondo palo, vola Tosi, è tutto fermo perché c'è fuori gioco. Lancio lungo di Ciccone, la palla è buona, attenzione a Ceravolo, tutto solo, Ceravolo a tu per tu, calcia Ceravolo, parata di Tosi, arriva Alessandro, tiro, Murato, poi Boschetti sblocca il match, 1-0 Pro Palazzolo, entra dalla panchina, la risolve lui, 1-0. Rivediamo il gol, Ceravolo che calcia, si fa parare il tiro dall'ottimo intervento di Tosi, poi Alessandro, Murato da Signorini e poi Boschetti col mancino, palo rete, vantaggio dei padroni di casa, la firma è di Boschetti. Bella la giocata di Ceravolo a cercare proprio Alessandro, tutto solo sulla destra, parte il cross, Tosi la fa sua. Rimane qui a terra Allievi, un problema muscolare per lui. L'arbitro però fischia, al fischietto in bocca, fischia la fine del match. Finisce 1-0 per la Pro Palazzolo che batte il Chievo, vola a 3 punti in classifica, prima vittoria stagionale dopo la sconfitta all'esordio. Il Chievo invece rimane fermo a quota 1.